tranquillo. Grazie a tutti. Allora, questa è la sigla della Sicilia, l'associazione che promuove questo incontro, come quello che ha promosso appunto a dicembre l'Istituto Polivalente, il ritorno del Polivalente Scolastico. Io adesso do la parola a Settimo per un saluto e poi a ruota darò la parola a Maria Cunzolo, vice sindaco e assessore al territorio e ambiente, e quindi proprio il suo campo di lavoro in amministrazione, per un saluto, e anche a Cristina Suto, per i quali 4 anni sono anche il suo campo di lavoro, perché lei è l'assessore dei beni culturali, e quindi parliamo insomma di patrimonio culturale di questa città. E poi avremo a ruota gli interventi, vedremo anche un video proprio sui pantani. Il caro amico Roberto De Pietro, che è l'autore di questa pubblicazione, compratela se vi capita di andare da Cavolo, non so se stasera le avete portato qualche copia, no, però se vi capita di andare da Cavolonzo compratela, perché è veramente molto bella, una pubblicazione documentatissima. Roberto De Pietro, abbiamo il piacere di avere, come lo avevamo anche a dicembre scorso, il dottore Lorenzo Buzzardi. Devo premettere, già direttore del parco archeologico di Leontino e il Megale, perché adesso da poco è felicemente in pensione, quindi si gode il riposo che gli grande propulsore del progetto. Ma grande propulsore del progetto, sì. E poi abbiamo il piacere di avere anche il professore Massimo Frasca, che è lì, già direttore della scuola di specializzazione in archeologia dell'Università di Catania, che insomma lui qua è di casa. Massimo è un carissimo amico che è di casa, è uno dei, come dire, di quelli che più forse amano questo territorio, pur vivendo a Catania. E poi le conclusioni affidate a Massimo Lucca e a Francesca Valeria, commentatore. Dove è Francesca? Eccola là, dell'associazione Avanti Tutta Sicilia. Settimo, ti do il microfono. Grazie, io sarò, come si dice, brevissimo e velocissimo. Questo è un altro tassello che si unisce al nostro sogno che si chiama Leontino. Detto, iniziato ormai qualche anno fa, abbiamo ricordato come già direttore è stato sicuramente un grande propulsore, quindi anche una reinterpretazione del rapporto, no, tra varie istituzioni, che tutti fanno bene la loro parte, allora il risultato è sicuramente un grande risultato. È un altro tassello perché in fondo questo progetto non è solo storia e archeologia, ma dobbiamo dire anche l'ambiente, perché dentro questo tassello di Leontino l'ambiente ci sta perfettamente, e i pantani Ventini, che non Ventini mi piace, e i Gelsari si appaiono esattamente al nostro progetto, che ovviamente è un progetto per anche di fruizione della gente, così come abbiamo portato avanti e portato alla luce, no? il tempio con la professoressa Pisani, tante altre cose importanti all'interno del parco archeologico. I pantani possono essere un elemento importante per ampliare quell'offerta di fruizione, che può essere sociale, che può essere turistica, che può essere, che comunque arricchisce questo territorio che, dico sempre, avete dimenticato e abbiamo dimenticato. Allora, un esempio simpatico che abbiamo fatto a Augusta ai Forti Aragonesi è quello dell'argenteria, cioè noi abbiamo l'argenteria messa dentro la teca, ma è semplicemente scurita, con la volontà di tutti, mi pare ormai da qualche anno, di tutte le persone e anche, devo dire, delle istituzioni che seguono a ruota questo progetto accanto a noi. Stiamo mano a mano lustrando questa argenteria, perché Lentini, metto anche Carlentini, ma anche Augusta, ma anche Scordia, insomma quello che era e che è il periodo del parco archeologico di Leontino, è in effetti
un grande parterre turistico che noi possiamo offrire alle persone, sia locali, ma soprattutto, come sapete, stranieri. Noi siamo una terra di mezzo, è vero, ma una bellissima terra di mezzo, tra Siracusa, Catania e Ragusa, dove possiamo raccontare una storia veramente emozionante, una storia importante che parte dalla preistoria, dalle capanne di Metapiccola e va a finire ovviamente fino al Medioevo, basta pensare a Federico II, passando dai Greci Romani, ma anche fino ai giorni nostri. Per non dimenticare ovviamente la grande festa di Sant'Alfio che si è conclusa, anche quella è una bellissima storia che tutt'oggi si ripete. Quindi io ti do subito la parola, andiamo con i nostri interventi e grazie di essere intervenuti. Grazie Settimo. Allora,